riguarda il nuoto, come stiamo vivendo questo ritorno di Covid? Da un punto di vista del desiderio delle persone di ritornare a frequentare le piscine, i segnali sono assolutamente positivi, anche se ci troviamo in una fase particolarmente critica di questo momento in cui ci sono un numero di contagi particolarmente elevati, tante persone che sono in isolamento, in quarantena, e quindi soprattutto in quest'ultimo periodo c'è una contrazione di attività. Però da quando sono state riaperte le piscine a giugno si è vista la voglia delle persone di tornare a praticare l'attività sportiva negli impianti, anche se comunque le difficoltà sono elevatissime per le famiglie, elevatissime per tutto il movimento sportivo, per tutte le società sportive. Partiamo dal lato positivo, da questo dato positivo che dice la voglia di ritornare in piscina a nuotare. Da questo dato una panoramica su quella che è l'attività della Federazione Nuoto nel Veneto. L'attività della federazione non si è mai interrotta anche durante tutto il periodo di lockdown, però si è interrotta drasticamente e bruscamente tutta l'attività dei settori giovanili, che è quella che è stata penalizzata maggiormente. Durante tutto l'anno scorso l'attività agonistica è proseguita con regolarità tutto sommato, anche se con difficoltà sovrumane per molte società in tutto il territorio. Con l'inizio di questa nuova stagione sono riprese anche le attività per i settori giovanili e per l'attività anche di avviamento all'agonismo, e quindi qualche segnale di ripresa c'è stato. Però ci sono 2 anni di totale fermo dell'attività dei più giovani, e quindi si è perso un grosso volano di vivaio e c'è fatica anche a far ripartire tutta l'attività di avviamento all'attività agonistica nelle diverse discipline. Quindi c'è a tutt'oggi una contrazione del numero di tesserati, si parla di un 20-30% di tesserati in meno in questo momento rispetto alle stagioni precedenti, perché comunque ci sono molte persone che hanno interrotto per 2 anni l'attività, che non hanno ricominciato, si stanno riavvicinando magari persone che prima non frequentavano, però quello che è stato perso non si recupera più. E come numeri proprio tangibili, di che quantità di tesserati parliamo? Complessivamente sono circa 12.000 tesserati nella nostra regione nelle diverse categorie. Quella che è più penalizzata è proprio la fascia del settore preagonistico e delle prime categorie agonistiche, delle categorie giovanili. Quella che ha tenuto di più ovviamente è la fascia dei tesserati consolidati, delle categorie maggiori, che sono quelle che non hanno mai interrotto l'attività in questo arco di tempo. Avete qualche strategia per cercare, mi diceva che forse una parte non si recupererà più, però c'è la possibilità di andare a riprendere qualcuno? Qualche strategia? Tutto quello che stiamo cercando di fare è proprio quello di riprendere anche come manifestazioni di base tutta l'attività legata alle fasce dei più giovani, con le manifestazioni del settore propaganda oltre che negli esordienti, nei diversi settori, sia nel nuoto per salvamento, e anche nell'acquagol, che è la pallanuoto semplificata per le categorie dei più giovani. In questo momento però, anche questo causa l'aumentare di contagi, tutta l'attività che può essere considerata di contatto, quindi nuoto sincronizzato e pallanuoto, hanno avuto uno slittamento d'inizio delle competizioni proprio perché ci sono tantissime persone in stato di isolamento, di quarantena. A livello di province del Veneto, quella che spicca come numeri, ce n'è una in particolare o siamo abbastanza omogenei? Siamo abbastanza omogenei complessivamente. Ovviamente le province che sono meno numericamente significative sono quelle di Rovigo e Belluno, ma sono anche le province più piccole quelle che hanno il minor numero di impianti. Le altre più o meno si equivalgono. Il problema grosso in questo momento, in cui c'erano segnali di ripresa,
è che in contemporanea con la ripartenza si è abbattuta la scure su tutto il mondo degli impianti natatori dell'aumento vertiginoso dei costi energetici, e quindi chi è sopravvissuto all'emergenza Covid, malgrado gli scarsi aiuti ricevuti dalle società sportive durante tutti questi 2 anni di blocchi, rischiano di soccombere per l'aumento di oltre il 50% ad oggi, ma in previsione se verrà anche al 70% e più di aumenti dei costi dell'energia, che porteranno molti impianti a chiudere nel breve tempo. Alcuni hanno già chiuso, altri stanno programmando aperture parziali, altri rischiano di non arrivare alla fine dell'inverno. Siamo al Centro Federale Castagnetti di Verona, un centro d'eccellenza per quanto riguarda non solo l'attività natatoria veneta, ma a livello nazionale. Qui tanti campioni, qui si è allenata fino a poco tempo fa la Pellegrini. Ecco, un centro del genere può essere un punto anche di attrazione per i più giovani? Sicuramente è un polo di riferimento per tutto il movimento sportivo natatorio del nostro territorio in particolare. E in questo impianto, oltre che tutta l'attività di allenamento di atleti di vertice che stanno seguendo la loro programmazione all'interno dell'impianto tradizionalmente, c'è anche tutta la parte delle competizioni che sistematicamente vengono svolte in questa struttura, e quindi tutte le domeniche praticamente abbiamo in questa sede manifestazioni e diventa un punto di riferimento proprio per svolgere tutte le competizioni nelle diverse categorie, e sono già programmati nel mese di marzo i campionati italiani anche master di nuoto sincronizzato. È stata fatta la scorsa settimana anche una sorta di saggio di promozione per l'attività di tuffi giovanile, quindi come elemento anche di promozione anche di altre discipline. Si fanno regolarmente anche gare per il nuoto sincronizzato, e quindi diventa un elemento di riferimento anche per tutte le attività nelle discipline della nostra federazione. Un'altra attività importante che viene svolta qui al Centro Federale Castagnetti è anche quella del nuoto paralimpico qui si allena il Verona Swimming Team allenata da Marcello Rigamonti e non solo. Ecco, il nuoto paralimpico è un'altra grande realtà che va messa in evidenza non solo per l'aspetto sportivo ma anche per l'aspetto sociale. Assolutamente sì. Questa attività che sta crescendo grazie a questo importante lavoro meritorio fatto dalla società allenata da Marcello Rigamonti trova in questo centro una disponibilità particolare proprio per dare impulso e possibilità di crescita al movimento sportivo, per rendere ancora di più la dimensione che lo sport rende tutti uguali. Le opportunità ci sono per tutti coloro che vogliono mettersi a confronto attraverso lo sport e realizzare le proprie potenzialità attraverso la pratica sportiva. Veder crescere questo settore è un elemento anche di gratificazione e di stimolo a tutte le società sportive nei nostri territori che si stanno impegnando a sviluppare l'attività sportiva anche con soggetti paralimpici, dando opportunità a tanti giovani di uscire da quella che è una ghettizzazione che di fatto c'è stata per tanto tempo, e dove tanti giovani non si ritenevano in grado di poter affrontare delle sfide anche di tipo sportivo, e invece possono vedere che questa dimensione non solo è possibile, è realizzabile, e ci sono tante opportunità anche in questa direzione. Presidente Cognonato, ultima domanda: se avesse la bacchetta magica, che cosa porterebbe, che cosa vorrebbe realizzare così subito per quanto riguarda l'attività della Federazione Nuoto del Veneto? Quelli che sono gli aiuti economici di cui hanno bisogno le società sportive per la loro sopravvivenza. Siamo in una situazione talmente drammatica, talmente disastrosa, che il fatto che le società sportive in tutti questi anni siano riuscite in qualche modo sempre a superare gli ostacoli e le difficoltà ha fatto perdere la percezione alla comunità, ai cittadini, a tutti i fruitori delle piscine, che
la situazione è davvero drammatica, davvero insostenibile, che si rischia di perdere un patrimonio di attività importante per la comunità, per la salute pubblica, oltre che per tutti quegli sportivi che rappresentano la punta dell'iceberg e l'emblema di quello che sono i valori dello sport. Un sogno nel cassetto? Vedere che questo centro federale diventi sempre di più un polo di riferimento per tutte le attività sportive della federazione.